24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. 47esima edizione di Mineral Show a Verona. Anche quest'anno siete i benvenuti alla grande esposizione di pietre preziose, minerali, bigiotteria, fossili e accessori moda. Geoshop, ninnoli e bijou. Un nuovo mondo di regali. Dal 9 all'11 dicembre, dalle ore 9 alle 19 alla Fiera di Verona. La manovra Salva Italia peserà sulle famiglie italiane con un importo medio pari a 635 euro. All'indomani del via libera della finanziaria Monti, la CGIA di Mestre analizza nel dettaglio quali saranno gli effetti economici sulle tasche degli italiani. Se teniamo conto anche delle manovre estive elaborate dal precedente governo Berlusconi, dichiara il segretario Giuseppe Bortolussi, l'importo complessivo che graverà sulle famiglie italiane raggiungerà nel quadriennio 2011-2014 i 6.400 euro. Una manovra pari a 30 milioni di euro lordi. Se a questa cifra si sottraggono i 10 miliardi che saranno destinati allo sviluppo e si rimuovono anche i 4 miliardi che andranno ad evitare il taglio delle agevolazioni nel 2012, sottolineano dalla CGIA, l'effetto complessivo della manovra sulle famiglie sarà pari a 16 miliardi di euro. Una vera e propria stangata, conclude Bortolussi, che probabilmente riuscirà a far quadrare i conti, ma rischia di mettere in ginocchio l'economia del paese. Bilanci 2012, prospettive, patto di stabilità regionale e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Sono questi i nodi cruciali discussi ai lanci del Veneto. La salute e la stabilità dei comuni è messa quindi in discussione, nonostante le rassicurazioni che arrivano a livello regionale. Protestavamo con il precedente governo, dobbiamo anche continuare a protestare con questo governo. Ci rendiamo perfettamente conto delle problematiche, ma da veneti e da presidente di ANCI del Veneto devo dire che i comuni in Veneto sono virtuosi, i bilanci sono regolarmente in attivo. Queste problematiche, questi ulteriori tagli cosiddetti a un certo punto ci mettono in gravissima difficoltà. Dovremmo rivedere soprattutto la questione IMU, perché incassare da parte dei sindaci e quindi da parte dei comuni per poi trasferire queste risorse a Roma ci sembra una roba che va rivista. Per quanto riguarda invece il patto di stabilità? Il patto di stabilità siamo soddisfatti per il successo che abbiamo ottenuto con la regione del Veneto, dove con le due tranche da 40 milioni ciascuna abbiamo messo a disposizione dei 210-220 comuni una quantità di risorse che magari non sono sufficienti, però ci aiutano molto. Con il Presidente nazionale del Rio stiamo trattando oggi con il nuovo Presidente del Consiglio per la eliminazione totale del patto di stabilità nazionale. Speriamo che Dio ce la mandi buona. È stato un settembre magico, quello che ha portato un mese di tempo ottimo al Veneto e ai suoi ospiti, i quali hanno gradito e sono rimasti o addirittura tornati a godersi qualche giorno di pausa, arte, ottima enogastronomia nella nostra regione, ha commentato soddisfatto l'assessore al turismo Marino Finozzi, facendo salire ad oltre 57 milioni il totale dei pernottamenti registrati nelle strutture ricettive venete nei primi 9 mesi dell'anno corrente. Circa il 62,7% delle presenze sono state registrate da ospiti provenienti dall'estero, che hanno generato quasi 36 milioni di pernottamenti. I tedeschi, ha fatto presente Finozzi, rappresentano da soli il 36% delle presenze turistiche straniere, seguiti dai turisti austriaci. Per rubare una frase altrui bisogna fare e non urlare, e io non urlo, e neppure mi arrendo in quella che è ormai da tempo una battaglia quotidiana contro i disservizi ferroviari del trasporto locali in Veneto. Mi batto anche se ho armi piuttosto spuntate di fronte ad un gestore di fatto monopolista,
Renato Chisso, assessore alle politiche della mobilità del Veneto, non si tira indietro e non li manda certo a dire, di fronte all'ondata di lamentele dei viaggiatori, specie in questi ultimi giorni. Gli esempi li riportano giustamente gli organi di informazione, che si fanno interpreti delle doglianze dei viaggiatori. Di sicuro, in troppi casi, trovare il treno, trovarlo puntuale e con i posti che dovrebbe avere, è diventato una lotteria. È stato riaperto lunedì al traffico l'aeroporto Canova di Treviso, una riapertura funestata dalla nebbia che ha fatto dirottare a Venezia i primi 4 aerei in arrivo. Per 6 mesi lo scalo è stato interessato da lavori di riqualificazione della pista di volo, che hanno comportato lo spostamento di tutti i voli all'aeroporto di Venezia, consentendo così alle compagnie aeree operative su Treviso, Ryanair, Germanwings, Air Arabia e Wizz Air, di continuare la loro attività. I lavori, eseguiti in tempi record, considerata l'ingente mole degli interventi, sono stati sostenuti in autofinanziamento da Air3 per circa 16 milioni di euro. Declassamento senza logica. Le misure di Fitch colpiscono e penalizzano le banche popolari cooperative italiane, che sin dall'inizio della crisi si sono messe al servizio delle famiglie e delle PMI, tutti i particolari su industria e finanza. 47esima edizione di Mineral Show a Verona. Anche quest'anno siete i benvenuti alla grande esposizione di pietre preziose, minerali, bigiotteria, fossili e accessori moda. Geoshop, ninnoli e bijou, un nuovo mondo di regali, dal 9 all'11 dicembre, dalle ore 9 alle 19 alla Fiera di Verona. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.